bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Condannate dalla quarta sezione della Corte d'Appello di Palermo le 3 maestre della scuola materna di Borgetto accusate di maltrattamenti nei confronti degli alunni. Condanna 2 anni confermata per 2 insegnanti, un'altra invece dovrà scontare 2 mesi per un solo episodio contestatole, assolte invece altre 2 maestre che erano state condannate in primo grado. Picchiato a sangue gela il titolare di una pizzeria, è accaduto in via San Salvo per motivi ancora sconosciuti. L'uomo sarebbe stato aggredito e preso a colpi di spranga sotto gli occhi della moglie e della figlia che, sentendo le grida, sono uscite fuori dal balcone di casa e hanno allertato i soccorsi. L'uomo avrebbe riportato un grave trauma cranico e al momento si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Palermo. Cerca di far avere il cellulare al fratello che è in carcere. Nonostante i tentativi di eludere il controllo, un 24enne catanese è stato scoperto con un involucro opportunamente confezionato contenente all'interno 4 cellulari ed altrettante schede SIM. È successo al carcere di Ragusa. Altri 28 migranti sono arrivati nella notte nell'isola siciliana di Lampedusa. Sono giunti a bordo di una piccola imbarcazione soccorsa dalla Capitaneria di Porto, a 16 miglia dalla costa. I nuovi arrivati sono stati portati all'hotspot che è ormai al collasso, visto che le presenze superano 1300 per una capienza massima di 350 posti. E per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.